Torna il grande ciclismo a Casteldario in provincia di Mantova per la 34esima edizione del Memorial Vincenzo Mantovani. Ritrovo fissato all'interno degli stabilimenti Moa Sport Nalini e poi la presentazione dei team invece nel cuore del paese che ha dato i natali tra l'altro anche a Tazio Nuvolari. Una manifestazione che si corre nel ricordo di Vincenzo Mantovani e infatti prima del via una delegazione capitanata proprio da Claudio Mantovani, oltre che dal presidente provinciale del comitato della Federazione Ciclistica Italiana Fausto Armanini e da Corrado Lodi, ha fatto visita proprio alla tomba di Vincenzo Mantovani per andare a deporre un mazzo di fiori in ricordo dell'indimenticato atleta e dirigente d'azienda, grande appassionato di ciclismo che ha dato il là a tante iniziative. Prima del via anche un'altra cerimonia capitanata dal sindaco di Casteldario Daniela Castro, infatti è stata intitolata una piazza ad Alfonsina Strada, pioniera del ciclismo femminile a fine 800 inizio 900. Da lì in poi si è passati all'aspetto tecnico della gara che ha visto al via ben 155 atleti in rappresentanza delle migliori formazioni italiane. Ma prima di entrare nella cronaca andiamo ad ascoltare il saluto di patron Claudio Mantovani. Siamo col signor Claudio Mantovani, una grande emozione che si ripete anche quest'anno. Tutti gli anni adesso cerchiamo di commemorare questa corsa che mi sembra che abbia preso un buon avvio e speriamo bene che finisca ancora meglio. Auguri a tutti questi corridori che sono tutti corridori di ottima qualità che tutti potrebbero fare nelle categorie superiori. Grazie per tutti, in anticipo ringrazio e speriamo che tutto vada bene. In tutto sono 145 i chilometri da percorrere, suddivisi in 10 tornate iniziali di una dozzina di chilometri, a cui vanno aggiunte le ultime 4 tornate di 4 chilometri ciascuna che andranno a comporre il carosello finale, quello che andrà ad animare l'epilogo della 34esima edizione del Memorial Vincenzo Mantovani. Sin dai primi colpi di pedale vedete andatura subito molto sostenuta. Intanto si susseguono anche i tentativi di fuga. A prendere il largo nelle prime fasi di gara è un drappello di una 7-8 unità che però verrà riassorbito nel volgere di pochi chilometri. E dunque una corsa sempre molto aperta, incerta e destinata a concludersi con diverse soluzioni possibili. La manifestazione che lo scorso anno aveva premiato Samuel 40 della Colpac Ballan, che aveva beffato sulla linea d'arrivo la coppia della Zalfero Mobil Desiré Fior composta da Federico Guzzo ed Edoardo Zamperini. Tornate iniziali che sono disegnate tra l'abitato di Casteldario, Sorgà e Ponte Possero sul tradizionale circuito completamente pianeggiante disegnato ad 8 e supervisionato in maniera impeccabile dagli uomini dell'Unione Ciclistica Ceresarese in cabina di regia sotto la direzione del presidentissimo Simone Pezzini. Una manifestazione, dicevamo, il Memorial Mantovani, che rappresenta un punto di riferimento non solo per il calendario ciclistico mantovano ma anche per quello nazionale. E intanto con la direzione corsa affidata a Lido Baracca e Davide Trebbi ci spostiamo al chilometro 100, quando a prendere il largo è un'azione piuttosto interessante. Se ne vanno infatti 22 corridori che riescono nel volgere di pochi colpi di pedale a guadagnare un buon margine di vantaggio sul resto del gruppo. A fare la parte del leone in questo drappello è soprattutto la Solme Olmo, la formazione in casacca turchese del presidente Gianpietro Forcolin presenta ben 4 elementi all'interno di questa fuga che, quando va a transitare nuovamente sul rettifilo d'arrivo, vanta ben 2 minuti di vantaggio. Vedete infatti che l'andatura anche dei fuggitivi va allentandosi, merito soprattutto del lavoro svolto dagli uomini della Solme Olmo nei chilometri precedenti, che hanno permesso di scavare un solco incolmabile per il gruppo che vedete insegue ormai solo per onor
record di firma, e quindi 22 corridori al comando che andranno a giocarsi il successo in questa classica del calendario mantovano. Sempre le maglie della Solme Olmo in testa all'azione. Dei 22 protagonisti di giornata sono i ragazzi in casacca turchese che vogliono andare a cogliere il primo successo stagionale. Hanno una occasione decisamente ghiotta, mentre a controllare il gruppo vedete soprattutto gli uomini della Sissio Team e della Zalf, rappresentati anche nel gruppetto di testa. Si prosegue intanto con l'azione dei 22 al comando quando siamo già entrati sul circuito cittadino di Casteldario. Ultime 3 tornate, la situazione non cambia, si susseguono alcuni attacchi in testa al gruppo ma non sortiscono alcun effetto, e dunque sarà una volata a ranghi compatti per quanto riguarda i 22 battistrada a decidere le sorti del Memorial Mantovani 2023. A spuntare in testa dall'ultima curva sono nuovamente le maglie della Solme Olmo ed è Simone Buda, il romagnolo, il velocista della Solme Olmo, che va a cogliere il successo davanti al mantovano Gianluca Cordioli della Sissio Team e a Cristian Rocchetta della Trevigiani. Seguono Davide Ferrari, Matteo Baseggio, Lorenzo Ferroni, Giovanni Zordan, Serghi Sidor, Daniele Anselmi e Daniel Gianello. E dunque grande festa in casa Solme Olmo per questo primo successo stagionale, e a coglierlo in maniera strameritata è proprio il veloce Simone Buda, che andiamo ad ascoltare ai nostri microfoni. I ragazzi sono stati bravi, la corsa era lunga, è venuta dura, si è spaccato il gruppo a metà corsa, ho rischiato di rimanere fuori, sono riuscito a rientrare all'ultimo e dopo eravamo in 4 davanti e i ragazzi hanno fatto tutto loro, io sono dovuto sprintare sul traguardo e per fortuna abbiamo vinto. Un ringraziamento alla squadra è doveroso. E poi? Ringraziamento alla squadra e poi chi in questi anni ha creduto in me. Non era facile perché ho passato un po' di anni difficili e speriamo che questa vittoria ci riporti sulla strada giusta. E ci ho creduto fino alla fine, è il secondo posto consecutivo, uno l'ho raccolto sabato scorso a Milano Busseto e un altro anche oggi. Un terzo posto che brucia un po'. Sì, purtroppo ai 200 metri mi è saltata ancora giù la catena mentre me la stavo giocando con Simone Buda e così. La squadra ha fatto il suo comunque. Sì, oggi abbiamo corso bene, ma purtroppo un'altra volta sono rimasto fuori da giocarmi la vittoria per la catena.